domenica, che l'amore, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tal vostri cur e caresti. Ovin sempre Luca, ma non stai a stufarsi, che è sempre bello. In che volte Gesù ha raccontato ai discepoli una parabola per mostrare che avevano di prea sempre, senza mai stufarsi. Al diceva, in una città tal viveva un giudice che non aveva pel di timore di Dio, non aveva cur per nessuno. In che stessa città viveva una vedova che le vede lui e domandava, fasimi giustizia contro il mio avversario. Per un tratto di tempo il giudice non l'ha voluto, ma dall'ultima l'ha detto dentro di sé. Sebbene che non hai timore di Dio e non mi scompon per nessuno, e farai in stessi giustizia e così non vignerà l'ambicami di un continuo. Il Signore l'ha giuntato. Vesos in tutto che disse il giudice senza coscienza, e Dio non farai a giustizia ai suoi eletti che lo clamin di ignot, si intarderai al tal giudaio, os dis che spesserà a fare giustizia. Ma il figlio dell'uomo, quando vignerà, chiatarai e l'anchiamò la fede sulla tiare. Bene, allora, al conte, queste benedette parabole, e la protagonista sarà una vedova. Attenzione, le vedove, insieme coi warfings e insieme coi foresti, coi stranieri, erano le persone più esposte, perché non avevano nessuno che io difendeva. Allora ho vinto di te vedove dal Vangelo di voi e oms che sono che situazioni lì e prendi tutto per esempio che muoiono di fame. E non sai se sapete, ma un quarto dice che si butta via dal mondo abbondanza, il nestri, al bastare per dare di mangiare a tutti che muoiono di fame, perché si produce come in tal mondo per mantenere 9 miliardi di uomini. Con di più, ho vinto di una banda dal mondo che si consuma un slag di energia e si peggiora anche la tiara di che via e le conseguenze di questo rischiappano anche chi altri che non consumano nulla e dopo chi hanno la guerra in chiesa, provate a pensare. Chi hanno la guerra fate con le armi che vengono venduti no? E vedete che cos'è più le fabbriche che fanno armi non licenziano gli operai e hanno sempre il lavoro. Poi bene, allora, questa benedetta umanità sta berlando verso il Signore. Fasimi giustizia, non le sistema che il chiede là in davanti. E sono anche gli protesti, come addirittura io che frutta lì, no? E Greta che si emitude, ecco, a via di che smont, dice Mut Calvà, è che non può là in davanti così. Ed ogni des protesti e sono anche tante in che te preghiere dei fedeli tanti svolti e si tirano fuori che i problemi che dell'umanità ha messo, no? Poi bene, l'umanità è bella e al disco chi gli giudice, che sarebbe il Signore, ecco, a un certo punto, Dio al scugnerà in qualche forma, ecco, ascoltare queste situazioni per fare un tic di giustizia, perché proprio dal Salmo 68 il Dio ha nominato come pari dei warfins e guardian des veduis. In più, un altro salmo, il 146, il Signore guarda il foresta al vio dal warfin e de vedue, in pen che li strainis dei tristi li savolte, perché il Signore di per sé al vares un disegno tal chiaf, che la Madonna ne ha dite tal magnificat, no? Alla mettuto in vore il suo braccio splendifuarsi, alla dispierduzi superbe osculis lor trainis.
alla buttato i potenzi dell'or sentis, alla portata in alti umi, alla riempita di robe e affamase, alla parata in daur a mans schiassant isios. Questo è il plan di Dio. E Cristo, dopo contare la parabola, dice, vedo sintoci che dice gli giudici, Dio non farà giustizia ai suoi eletti che lo clamino ignote di. Ma se usis che al pescerà fa giustizia, e al conclude che dopo i riprenderà, e il fede all'uomo, quando al vignerà, chiatarà e all'anchimò la fede sulla tiare. Ma il biel al ben come, c'è molto intervegna il Signore a fare giustizia in che smonte. Allora, Cristo la dite, come che il pari mi ha mandato me così io smandi vuatris? Sicché è venuto lui e perché l'ha potuto alla ciruta di sta la situazione, però alla faccia che poteva fare un uomo, come usmandi vuatris e alla sofflazzore di loro il Spirito Santo. E dopo alla dite che il calcroti in me, al fasarà anche lui li sopra scofassio e indi fasarà anche di più grandis. Allora, sì, anche te giornate missionarie, per dire che ho sin 12 missionari davanti al mondo, favelle come dei cristiani che i mandati proprio di lui, e che smont, ormai con la globalizzazione, è diventato una famiglia. E per aiutarlo bisognerà che funzioni dentro il mondo la logica che siate famiglie. In famiglia, quando uno sta male, tutti e pensino a lui. In che mondo, che stanno male, hanno di attirare l'attenzione, al manco di non cristiani, sono sin dentro il Vangelo. Allora, attirare l'attenzione e cercare di fare ciò che si può tal concreto. Ma sono problemi tan grandi che mai non si arriva a risolvere. Ma sarà anche vero che non lo risolveremo, però non sto che vi di fare altro. Per esempio, se si tratta di fan, come che viene in Cana o di Africa o di altri spazi del mondo, ecco, si dice che bisogna fare sta bene a casa loro. Ho vinto proprio la giornata missionaria, mi pare che le politiche si pensa poco a fare sta bene a casa là. Sono i missionari che vanno là e insegnano ciò che hanno di fare per stare bene proprio là. O non stanno qua, si può fare algo di concreto, adottando a distanza i frutti che sono là in modo che e possono studiare e possono inventare algo che tassi bene a casa loro. È possibile fare, sono 200 euro all'anno, per far stare bene non come il frutto, anche tutta la famiglia con chi besli. E possono fare algo, c'è molto no, per fare stare bene là. Anche il governo aveva stanziato BES per il terzo mondo, mi pensi, e dopo è venuto preso che i BES lì per missioni di pace fatte dai soldati italiani attorno al mondo, in modo che i BES lì tornino a casa, non sono problemi. Perché che riguarda il consumismo, come cristiani non si può dare a qualificarsi come chi non ha all'interno della moda, che chiappino un vestito e fin quando non si frue, ecco, lo tengono. E perché che riguarda il consumo di energie che al fas diventa brutto, che smonta, invece di chiappare la macchina, non si può dire chiappare anche la bicicletta, o se si è donne la apit. Dal nostro piccolo fa algo all'importante. Ecco, o sapendo che non risolveremo il problema, ma intanto avendo la coscienza a posto. E di fronte ai problemi grandi che non arriviamo a risolvere, non resta una possibilità. Quale? Che di prea. Sì, che di prea. Perché prea non sa mai di fare algo. Se non altri, ecco, che lui al svegli attraendo che gli donne di che problema so che gli dentro o i politici, ecco perché chiappino in qualche forma delle decisioni che vanno incontro a questi problemi che ho vinto al mondo. E allora come mettiamoci a pregare anche noi, insieme, perché noi siamo la prolunga di Dio. Al dis, Cristo l'intervenerà, sì, c'è modo no Dio, ma l'interviene mediante di noi, perché
Cristo la fa la sua parte e dopo non sa inviarsi. E allora preghi, dal nome dal Pari, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, injustities fan e guerris no dan requie a questa pure umanità, che vai, ti clame e ti berle. C'è tanti che tu dissinti per via di che mondo così mal diretto e mal mettuto. E tu tasis, non tu intervenis. Tu nos disis a noi cristiani che quando tu hai stato qua in forme umane, tu hai fatto ciò che tu hai potuto e che come tu nos mandis no a fare robis anche mo più grandi per aiutare la tua e nostre storie. E quando noi ti domandiamo, ma tu, Signore, in dove sei tu? Tu nos rispondis, dentro di te. E se io ti dico, ma tu, Signore, c'è fatto? Tu nos rispondis, ti hai fatto te e ti do una mano a continuare a fare ciò che facevo io. Amen. Allora, gli ultimi speraulis, il Signore che si domanda, ma quando torni, chi darà la fede sulla terra? Ve fede, qui che la fede l'ha detto che farà robe più grandi, sentiamo, ve fede all'ul di fa, alc rispetto a che problemi che sono che di giustizia, di fraternità umane. Di modo che quando tornerà, c'è molto che tarai al questo mondo, di lì si vioderà la nostra fede, troppa fede che ho vinvuta in lui, per fare ciò che potevi a aiutarlo, a guarirlo, questo mondo, di sue ingiustizie. Buona fortuna e buona fede. Mandi.